Il fuoco alle polveri l'abbiamo dato con questa bella versione di Purple Rain di Prince. Lei è Alanis, 25 anni, la scuderia di Pongo Edizioni, storica etichetta che hanno frequentato veramente, frequentano in tanti artisti. Alanis è scritto Alanis, ok? E prossimamente, chissà mai, riusciremo ad averti qui nei nostri studi? Stiamo a vedere. Intanto il buongiorno si sente dal Varin, 7 minuti dopo le 11 del mattino, sì, sono proprio io, Sammy Varin, e stiamo aspettando. Insieme a noi ci sono tanti siti internet, tante agenzie che aspettano la dichiarazione del sindaco di Milano Beppe Sala. Signori, oggi è una giornata importante, tutti tornati al lavoro e siamo pronti a sentire cosa pensa Beppe Sala di quello che è accaduto a Capodanno nella sua Milano. Intanto ci sono i siti internet chiaramente che stanno preparando anche il terreno per la sua dichiarazione, che siamo certi, ma non abbiamo dubbi, arriverà nei prossimi minuti, manca pochissimo. Fronte sicurezza, il sito del Corriere si chiede ancora cosa sappiamo dei fatti di Capodanno, perché si stanno risvegliando adesso i colleghi giornalisti professionisti del Corriere dopo le magnate di Capodanno, risse, controlli, denunce mancanti, il questore che dice Piazza Duomo gestita nel migliore dei modi, e poi naturalmente queste che sono state le molestie in Piazza Duomo, il Taarrush Gamea che nessuno più osa citare. Sono stato l'unico, signori, l'unico che ha ricordato che siamo tornati al 2022, questa antica tradizione egiziana. Le molestie di gruppo si chiamano proprio così, scrivetelo su Google, Taarrus Gamea, arrivano nuovamente a Milano e chissà quante ce ne sono state di queste molestie, semplicemente nessuno ha osato denunciarle, perché quando c'è il figlio del barcone che ti tocca sotto i pantaloni e ti guarda negli occhi, e quello poi ti viene a cercare e tu hai paura di ritornare in quella città o non ci tornerai mai più, come nel caso delle turiste che arrivano dal Belgio. Molestie in Piazza Duomo, verifiche sui video della serata. Si indaga per violenza sessuale di gruppo, scrivono i giornalisti colleghi ben pensanti del Corriere. In procura non ci sono ancora denunce, ma sarà formalizzata l'apertura di un fascicolo contro ignoti dopo i racconti ai media belgi di una ragazza di Liegi. La donna ha parlato di palpeggiamenti da parte di 30-40 nordafricani. C'è anche l'intervista al sociologo Maurizio Ambrosini. Il centro storico è illusorio simbolo di appartenenza. Beh, chiaro, se non ci fai niente, non ci metti neanche un concerto, un controllo per chi entra, tu dici, ma c'era l'ordine di controllare, sì. Allora non dovevi far entrare nessuno, perché nessuno di questi aveva una faccia, tra virgolette, normale. Mamma mia, cosa dice Sammy Varin? Il razzista, ma in senso buono, Sammy Varin. Erano tutti nordafricani in Piazza Duomo in quel momento, a Capodanno. Chi vive in periferia arriva in Piazza Duomo in 20 minuti, scrive il sociologo, ma nella maggiore piazza cittadina non si viene accolti dalla metropoli a meno di non essere già integrati. In poche parole, questo ci ha fatto capire che col cavolo che erano integrati questi figli del barcone. Io apro le linee, chi vuole parlare con Sammy Varin può chiamare adesso 02 92 94 7222 su questo e su qualunque argomento, nell'attesa che il sindaco Sala parli. Chiaramente è un momento capitale, di massima importanza. Sappiamo che ha appena timbrato il cartellino il sindaco di Milano e quindi chiaramente dopo aver timbrato il cartellino, col cavolo che parlava durante le vacanze di Natale, vi sembra il tipo? Sicuramente dirà una frase, forse un boh, forse un ma,
Forse darà la colpa come al solito al ministro dell'interno, forse la darà direttamente a Matteo Salvini, perché lui vorrebbe fare il ministro dell'interno nuovamente. È chiaro che sono momenti molto importanti e, come vi dicevo prima, capitali per noi che crediamo che magari, insomma, un sindaco di una così grande città non se ne debba lavare le mani e anche i piedi. 0292947222. Chi vuole parlare con me ora lo può fare. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quella Walter. Ciao Sammy. Stamattina ho sentito un paio di telefonate di nostri fratelli che ascoltano Radio Libertà, dove si parlava, io ho 4 figli, però mi tassano gli aiuti. Allora, io sono d'accordo sull'aiutare chi, però prima di fare 4 figli non deve pensare se è in grado di mantenerli prima, perché pensare che sia lo Stato che ti mantiene i figli è da comunisti. Noi non siamo comunisti e quindi possiamo fare il passo lungo quanto la gamba, perché se io faccio 10 figli e penso che qualcuno me li possa mantenere, devo essere anche disposto a cedere i figli allo Stato come si faceva nel fascismo e nel comunismo. Quindi la cosa importante per tutti, che io ritengo sia la cosa prioritaria, è il fatto di avere il libero arbitro. Le decisioni e le conseguenze delle decisioni che prendiamo sono esclusivamente a carico nostro. Non devo poi riversarle su qualcun altro pretendendo il bonus, che il bonus non sia tassato e che io, perché ho bisogno, devo essere assolutamente aiutato. Col cavolo! Chi fa deve rendersi responsabile sotto tutti i punti di vista. Questo è il mio pensiero. Grazie Sammy. Grazie a te, grazie ai nostri editorialisti, i nostri ascoltatori sono i nostri veri e propri editorialisti del giorno. Se avete qualcosa da dire su questo o su qualunque altro argomento, provate l'emozione di andare in diretta su una radio nazionale con un vostro pensiero, magari fuori dal pensiero comune. 0292 947222, le linee sono libere in questo momento, potete dire ciò che volete. È così Radio Libertà, l'ultima radio rimasta libera. Ma quando non arrivano le telefonate, mamma mia, quanti messaggi. I WhatsApp al 340 6709 659, mentre Repubblica ci ricorda che arriva al diploma solo il 55% degli studenti stranieri. La Repubblica la chiama disparità a scuola. Non che questi non hanno voglia di studiare un cacchio, no, la colpa è della scuola, chiaramente nostra, che non li vogliamo integrare. Chi vorrebbe integrare un figlio del barcone che a Capodanno ti fa taarrush gamea, che ti tocca sotto i pantaloni solo perché sei donna e allora sei una sua schiava? Lo vorreste integrare questo o pigliarlo a calci finché non se ne ritorna nel suo bunga bunga, quello vero, signori, africano, minimo. Sentite il razzista in senso buono Semivarino, oggi ci va giù pesante, mi sa che arriva la querela. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Mario, ciao, buon anno a tutti. Ciao. Senti, guarda, io però vedo qui come a Milano, tanto vado in centro a Milano, e ci sono gli ausiliari, perché se tu fermi la macchina un secondo per andare a prendere il biglietto per parcheggiare ti hanno già messo la multa, no? Devi sempre camminare guardandoti la macchina perché come ti giri c'è sulla multa, no? Mentre invece vedi gli extracomunitari che vivono, dormono, fanno dappertutto, ma non li vede nessuno. E l'esempio lampante è stato quello lì di colore che ha ammazzato quell'altro ragazzo di colore che faceva la guardia a Bergamo, no? È salito sul treno a Bergamo e è arrivato fino a qua a Chiasso. Chissà come mai la polizia di Chiasso si è accorta sul treno che c'era questo e l'ha rispedito in Italia. Allora voglio dire, la Svizzera è grande come un po' come Varese probabilmente, no? Lo beccano subito. E qua abbiamo polizia, finanze, guardia di finanze, guardia forestale, guardia della Madonna, non guarda nessuno. Cioè io non capisco dove
Cioè, non lo so, non riesco a capire. Ciao Sammy, buona giornata e buon anno a tutti. Grazie caro, buon anno anche a te. La verità è che si ha sempre più paura a chiedere il biglietto sui nostri treni, o sei un energumeno come loro, del resto, i figli del barcone. Non arrivano quelli magri che muoiono di fame. Vi siete mai chiesti come mai? Oppure se vedi uno di colore, meglio lasciarlo stare. Chiediamo il biglietto al Sammy Varin bianco formaggin. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Aldo da Bergamo. Quella. Ciao. Rispondendo al radioascoltatore di prima sui bambini, io sono pienamente d'accordo con lui che ognuno che fa le scelte poi ha le conseguenze. Però io ho 3 figli, in uno stato serio, che si chiami stato serio, mi deve dare anche, pagando le tasse, perché io con mia moglie paghiamo, io ho soldi di tasse, anche la possibilità di mandare all'asilo nido o all'asilo i bambini senza dover pagare 500-600 euro a figlio, perché altrimenti un genitore deve stare a casa. È questo che io ritengo necessario da uno Stato, non che mi debba mantenere i figli, perché me li mantengo io, però mi deve dare anche la possibilità di lavorare, di poter pagare le tasse e di darmi un'assistenza che sia degna di tale momento. Grazie, ciao. Grazie a te, discorso importante, visto che siamo qui a menare il torrone ogni giorno, fate figli, fate all'amore, prolificate, è chiaro che ci vuole una mano anche dallo Stato. Gli asili nido gratis sono un vecchissimo cavallo di battaglia della Lega, ancora quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, poi voi siete passati a votare la Meloni e avete fatto una scelta vostra e avete visto come è andata a finire. Adesso diamo l'incentivo per chi fa figli, ma risulta come uno stipendietto in più e quindi ve lo tassiamo. Scelta vostra di votare la Meloni. 0292947222. Si scherza, naturalmente, siamo una squadra, facciamo squadra, poi giustamente ognuno punta su ambiti diversi, si cerca di aiutare chi fa figli. Oggi sui giornali c'è scritto che neppure gli immigrati fanno più così tanti figli, rimango a bocca aperta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Semi, sempre dal Veneto. Prego. Buongiorno. Ogni tanto, sai, quando si ascoltano le notizie che dai, uno si raddrizza i capelli. Per esempio, anche questa mattina parlavi del questore di Milano che, mentre parlavi, mi veniva in mente l'illustrazione, si grattava la pancia, nel senso che diceva che era soddisfatto per come hanno compiuto il servizio di vigilanza e di sicurezza nella città di Milano. Non so di che questore si tratti e forse se avrà visto qualche cartone animato piuttosto che vedere quello che le trasmissioni o la radio dicevano. Però su questo punto vorrei fare una notazione. Io osservo molte volte che sia nel caso della polizia, carabinieri o anche, sai, la vigilanza della strada che fanno i militari, spesso loro percorrono il territorio, magari li vedi in gruppetto che chiacchierano tra di loro, non è che effettivamente controllano, verificano, guardano cosa succede intorno a loro, passano con la gazzella in mezzo alla gente e sai, in quel momento succede quello che succede. Ecco, questo mi lascia profondamente perplesso, perché la notizia della RAI data nei primi di gennaio diceva anche che quella ragazza belga che si è rivolta alla polizia quando è stata molestata, una donna della polizia si è messa a piangere perché gli ha detto: guarda, non sappiamo come aiutarti. Allora il questore questo l'ha saputo? Gli è stato riferito o che cosa? Grazie Sammy per la tua meditazione trascendentale. Grazie Grazie a te. Non trascendentiamo, ma però il questore Megale, e la sua dichiarazione è oggi su tutti i giornali, ha detto che in Piazza Duomo c'è stata una gestione eccellente, l'attività sia preventiva che successiva è stata eccellente. Avevamo un grossissimo dispositivo di sicurezza con più di 800 persone che ha gestito circa 25.000 presenze, di cui la gran parte anche stranieri,
anche stranieri, anche sto campionando come di consueto, sono problemi ogni tanto nel loop variniano. No, scherzi a parte, adesso non vogliamo fare il processo al questore, ci mancherebbe altro, io magari non l'avrei dichiarato che la gestione è stata eccellenza, perché qualche buchettino c'è stato, io non lo so, non ero in Piazza Duomo a Capodanno, chi c'era magari mi può far sapere, magari c'è giustamente qualche nordafricano che ascolta Radio Libertà. Io immagino che la polizia facesse la passeggiata avanti e indietro in mezzo a Piazza Duomo continuativamente, almeno io se fossi stato il questore avrei comandato di fare una cosa del genere. Il problema è che poi verso mezzanotte non riuscivi più neanche, perché c'era così tanta gente e nello stesso tempo venivi bersagliato da petardi e fuochi artificiali. Che dite? È per questo che si sono rintanati in Galleria del Corso i poliziotti? Pensiamo male, ma magari ce la azzecchiamo. 0292947222, con tutto il rispetto per le nostre forze dell'ordine, assolutamente stiamo giocando alle dichiarazioni, visto che ancora, signori, sto guardando le agenzie, ancora il sindaco di Milano non parla, signori, ancora nulla. Attendiamo, e non siamo i soli, signori, c'è tutta l'Italia che ormai aspetta una dichiarazione del sindaco di Milano, perché noi ne parliamo da più di una settimana. I grossi e grassi mass media si sono risvegliati dal torpore soltanto negli ultimi giorni, si sono accorti che a Capodanno anche quest'anno c'è stato Taharrush Gamea in Piazza Duomo, cioè violenze di gruppo. Già, molestie sessuali di gruppo. Questa è una tradizione egiziana. Chiaro che a Milano, nel Capodanno Maranza di Milano, non potevamo non applicare queste cose, signori. Noi maschietti nati a Monza, come nel mio caso, non ce le sogniamo neanche. Sì, magari se c'è la fidanzatina, chi non scopa a Capodanno, com'è che funziona poi il proverbio? Spiritosi. Ce la portiamo a casa e si fa festa la notte di Capodanno, si usava fare così. Loro probabilmente hanno così poca passione verso il genere femminile, è un giochetto per loro, sfruttarle, farsele, toccarsele. Loro non devono dire niente, perché in quel momento ti tengono le mani. Già, sono in 30 ragazzi che ti tengono ferma, mentre gli altri ti toccano sotto i pantaloni. Questo è il rispetto che loro hanno per la donna. E noi siamo qui anche a scusarli, o li rimandiamo al loro paese? Ma se sono italiani, secondo Forza Italia, molti di questi dovrebbero assolutamente essere italiani e sono già arrivati al 18° anno, avranno pur fatto qualche casso di anno di studi oppure no. Che facciamo se sono italiani? 0292947222, signori, vi sto aizzando? Ebbene sì. E per completare l'opera vado su Libero, a pagina 6. Già. Il Capodanno islamista non è ancora finito. Prosegue nel centro sociale monzese, dove è nata Ilaria Salis. Maranza, unitevi tutti. Appello shock nel circolo PD. Una chiamata alle armi che agita le periferie, scrive Massimo Sanvito oggi sul Libero, dove la rabbia ribolle e l'invidia sociale cresce inesorabilmente. È un invito in carta bollata per i famosi italiani di seconda generazione, talmente italiani da odiare lo stesso paese in cui vivono, dove urlano vaffa all'Italia e alla polizia e la sinistra li coccola. È un appello all'antirazzismo, che fa dell'antirazzismo la sua stella polare, ma che nei fatti è un trattato incendiario contro l'Occidente, dove se sei bianco, e magari pure di destra, sei un nemico da abbattere. Maranza di tutto il mondo, unitevi! È il titolo del libro di Uria Butelja, saggista e attivista franco-algerina, pubblicato lo scorso settembre con la casa editrice Derive a Prodi, sottotitolo Per un'alleanza dei barbari nelle periferie. E quale periodo migliore di questo, dopo lo scempio del Capodanno islamista di Piazza Duomo, per presentarlo a una manciata di chilometri da Milano? A prendersi la briga di organizzare la serata
Venerdì 17 gennaio ci ha pensato il centro sociale Boccaccio di Monza, fondato niente di meno che da Ilaria Salis nel 2003, sede prescelta per l'evento che vedrà la partecipazione di Tommaso Sarti, dottorando in scienze sociali all'Università di Padova, dove si occupa di sottoculture giovanili, Anna Curcio, direttore editoriale della collana Hic Sunt Leones della casa editrice Deriva Prodi, e Fatima della rivista Antitesi Milano. Sarà il circolo Libertà del capoluogo brianzolo, appunto Monza. E indovinate un po' a quello stesso indirizzo chi organizza eventi e offre servizi? Il PD e la CGIL. Non si tratta di una sede ufficiale, ma piuttosto di un bar trattoria che ospita spesso aperitivi, cineforum e incontri con esponenti politici Dem, che ora, ma non è certo la prima volta, accoglierà pure gli antagonisti campioni dell'abusivismo in città. La saldatura tra estrema sinistra e maranza, con la benedizione dei progressisti istituzionali, è sempre più forte. E questo non può che preoccupare, soprattutto alla luce delle ultime scorribande. Ma cosa dicono le pagine di questo libro? La tesi è chiara e parte dal successo di Giorgia Meloni, Marine Le Pen e Donald Trump. Secondo l'autrice, per sconfiggere l'estrema destra in un mondo governato da ricchi bianchi è necessaria un'alleanza tra bifolchi e barbari, ovvero la classe proletaria bianca e quella composta da persone BIPOC, Black, Indigenous, People of Color. È l'esaltazione delle banlieue che dopo aver incendiato la Francia stanno propagando le loro fiamme ovunque in Europa, dalla Scandinavia all'Italia. Un rigurgito di rabbia che tocca ogni angolo di vita. Con chi ce l'hanno i nuovi barbari? Ce l'abbiamo con la crush, in gergo giovanile la persona per cui si ha una cotta, delle elementari che non ci calcolava perché non rispettavamo i canoni di bellezza occidentali. Siamo arrabbiati con il commesso che ci parla in inglese perché presume che non capiamo l'italiano. Ce l'abbiamo un po' con noi stessi che usavamo prodotti chimici per avere i capelli lisci. Con la scuola che la chiama la scoperta dell'America. Con chi ci considera bellezze esotiche da predare. Ce l'abbiamo con chi ci chiede se questi capelli sono una parrucca. A proposito di capelli, odiamo anche le cuffie da piscina, che non ci entreranno mai. Lo sproloquio prosegue, riga dopo riga. Per essere precisi, siamo arrabbiati con chi usa un linguaggio zoologico per parlare di noi, con noi, a noi, e ancora di più con chi rende materiale da tesi di laurea la nostra rabbia e la nostra sofferenza. Ce l'abbiamo con lo Stato, che non ci protegge, con i medici che non sanno curarci. Siamo furiosi con chi ci chiama cioccolotini. Ma non è tutto, a essere sinceri ce l'abbiamo anche con chi i nostri fidanzati che fanno finta che siamo bianchi o bianche. Sì, avete capito bene, c'è di più, molto di più. Ci siamo appena ricordati che ce l'abbiamo anche con le femministe bianche, pure loro, nonostante la difesa sistematica degli immigrati giovani e meno giovani, sono nel mirino dei maranza che dopo essersi le periferie puntano al cuore della città. E potevano forse mancare attacchi alle forze dell'ordine? Certo che no, ovviamente. Dopo il caso Rami è un'escalation senza fine. Pensandoci ancora meglio, ce l'abbiamo con sbirri e controllori del treno. Innanzitutto perché sono sbirri e perché sicuramente chiederanno i documenti e titoli di viaggio prima a noi. Infine l'arringa, che è allo stesso tempo un monito. Anche se proviamo rabbia per molte cose, ne esistono altre che già ci rendono vivaci e vivi, cose che già esistono e altre che vogliamo realizzare e vogliamo prendercele. L'alleanza dei barbari nelle periferie è solo agli inizi, ma è già fin troppo solida e fa paura. 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, sono Graziano, chiamo da Galarate, salve. Ciao. Prima di tutto buon anno. E poi Buon anno. volevo dire una cosa, innanzitutto quello che è successo a Milano, eccetera. E anche Salvini ogni tanto lo ripete, anche tutti gli altri, devono ritornare
a mettere il servizio militare, ma non per il servizio anche sociale, che eventualmente andare a pulire i boschi, le strade, a farli fare quella gente lì, perché quella gente lì sono fuori di testa. Bisogna metterli in riga, raga. Adesso serve di più il servizio militare che una volta, proprio per mettere un po' in linea un po' queste persone. E poi un'altra cosa. In servizio, quando ho sentito che hanno detto a Milano sono arrivati 2000 poliziotti, ma se mi va lì, scusa un attimo, ma qualcuno non pensa che anche tutte queste persone dobbiamo avere un poliziotto ogni persona, oppure anche queste persone costano? Ma non pensano che anche tutti i poliziotti, i carabinieri, eccetera, continuare a aumentare di queste persone costano? No, perché io veramente sono molto, molto deluso, anche del governo, eccetera, continuano a parlare, dico, con l'anno nuovo adesso, cerchiamo di fare, dico sempre, un pochino le persone serie, come ripeto tante volte, perché realmente, insisto, e tante persone mi danno ragione, che dico sempre, siamo diventati un paese di pagliacci, e mi dico, Graziano, hai ragione, siamo un paese di pagliacci. Grazie, Scusa caro. il termine, un po' l'arrabbiatura, però è così la situazione. Grazie Buona caro, giornata. grazie Graziano. La verità è che non abbiamo avuto coraggio di mettere una regolamentazione in Piazza Duomo a Milano facendo un concerto. Potevamo chiamare Tony F, andava benissimo, ma non fare niente voleva dire dargliela in mano agli islamici. Punto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Arachiri, 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 abbiamo voluto scegliere proprio il giorno del ritorno al lavoro di milioni di italiani per fargli un po' coraggio a questo popolo che torna al lavoro. Con Miriam Destro, Arachiri, la cantautrice ci invita a non abbatterci mai per raggiungere i nostri obiettivi. Lo ha fatto anche lei, che non ha mai smesso di credere nella sua passione musicale. È vero, Miriam? Ciao! Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao. Un salutino te lo volevamo fare. Buon anno, buon ritorno Buon al lavoro. anno, buon anno, buon 2025. Allora sì, diciamo che questo inedito, proprio come dicevi tu, è un po' un consiglio che si vuol dare agli ascoltatori di non abbattersi mai e di cercare sempre di raggiungere i propri obiettivi. Io ne sono l'esempio proprio perché ho cominciato questo percorso molto insicura, non sapevo se era la cosa giusta da fare, però poi alla fine mi sono buttata e sono riuscita ad avere delle grossissime soddisfazioni, nonostante comunque questo sia il primo inedito. Quindi è importantissimo sicuramente non abbattersi mai e nonostante magari si parta un po' non sicuri di sé, non convinti, è importantissimo raggiungere gli obiettivi, questo assolutamente. Vero, coltivate le vostre passioni, al di là del lavoro ufficiale, quello che vi permette di sopravvivere, mantenete sempre uno spaziettino per una vostra mania, un vostro hobby, un qualche cosa che vi fa stare bene, importantissimo come buono proposito per il nuovo anno. Miriam Esatto. Destro, dove ti troviamo? Sui social, su YouTube? Cosa bisogna scrivere? Sì, allora il nome d'arte è proprio Miriam Destro. Miriam è un po' particolare come nome, è scritto MYRHIAM, quindi diciamo che non è facilissimo trovarmi, però sì, su tutti i social, Instagram, TikTok, poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali c'è l'inedito, quindi potete trovarmi un po' dovunque. E noi ti cerchiamo, ti troviamo, ma soprattutto ti riascolteremo sicuramente sulle nostre frequenze. Restiamo in contatto. Grazie Miriam Destro. Grazie mille. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, Semivarina riapre le linee. Sì, ancora in questi primi giorni dopo la pausa di tutte queste feste abbiamo spazio, tanto spazio per voi, per cui chi vuole parlare in diretta con me può chiamare in questo momento 0292 94 7222 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 340 6709 659. Di tutto di più in queste ore. Chiaramente aspettiamo sempre la dichiarazione del sindaco Sala. Io sono certo, no dai, non può farmi questo scherzo di non dire un cazzo quest'oggi. Ormai l'ho detto, sindaco, di una frase sul Capodanno Maranza, anche fosse solo ma di qualcosa. Nel frattempo sì, leggiamo un po' di WhatsApp. Tutto il contrario di tutto. Stimavo gli inglesi come popolo libero e orgoglioso, ho fatto il tifo per la Brexit, ma scopro che anche loro hanno una malattia, il buonismo sinistro. Malatempora, ci scrive Silvio da Torino. Agli scimmiotti non far sapere quanto è bello alle belghe palpar le pere. Ma che brutta questa, ma che brutta davvero. Questo è un figlio del barcone che ci scrive. Ma bravo, salutiamo i figli del barcone che chiaramente dobbiamo mantenerci noi, minimo, e che si incazzano perché non gli diamo un lavoro che ci faccia guadagnare quanto lavoriamo noi e che ci preparano delle stupende banlieue parisienne. Però gli italiani devono pagarsi la luce e l'acqua di tasca propria, scrive qualcun altro. Ancora, io non vado più a votare.
questo è secessionista, vorrei vedere, perché sto aspettando la presa d'atto che lo Stato italico è fallito ed è morto e si procede alla sua dissoluzione. Fino ad allora resterò sulla riva del fiume a guardare voi pro Italia e pro agonia. Ma caro Luca, siamo qui a cercare di fare un po' di federalismo, di autonomia. Se non tifiamo almeno per questo, signori, stai lì e non fare un cazzo. Però sinceramente io preferisco agire finché c'ho in mano questo microfono, io lo uso bene. Buongiorno, questo signore la pensa come me, si lamentano e non votano, probabilmente a loro piace così, è come il nostro amico secessionista. Mi chiedo perché lo squallido argentino, chi sarà mai, che hanno vergognosamente messo a capo della Chiesa Città del Vaticano, non apre un bel bordello dove la gentaglia che dobbiamo accogliere non abbia un posto dove sfogare i propri istinti animaleschi. Maranza di un Ambrogio, prendo le distanze assolutamente, un po' di rispetto magari, dai, un minimo di rispetto, provate ad andare nell'ultimo loro paese senza documenti, qui ci arrivano tranquillamente e oggi ancora su nessun giornale si parla dell'Albania. Oggi zero Albania terzo mandato, Maranza capodanno, ancora niente l'Albania, ma speriamo che si ricominci a fargli un po' di paura a questi Maranza. Guarda che se fai così ti mando in Albania. Avevo fatto le precedenti domande senza pensare che forse la partecipazione del senatore Borghi sarebbe stata sospesa, sì, per le festività natalizie. Purtroppo Borghi non l'abbiamo avuto neanche quest'oggi e ci scusiamo naturalmente per i nostri ascoltatori, ma sai, siamo una radio come si dice, da marciapiede, siamo dei peripatetici anche noi e quindi a volte non riusciamo a trovare i politici. Aspetta, cosa scrive questa qua? Propaganda, qui si fanno i pacchetti di qui, bonus di là, tornati a prendere il gas dalla Russia, torniamo indietro. E poi ancora, Conte ha sicuramente sbagliato a fare il 110, ma anche la Meloni a diminuire da 50 a 37 le detrazioni per i lavori che sono sempre detraibili in 10 anni, scoppierà il nero, nel senso del lavoro nero, non ci sta più il conto, meglio farsi fare gli sconti, maledetti e subito, dovevano lasciare il 50, anzi anche un po' di più se volevano far emergere il nero e far lavorare le imprese. Non si vede più una gru in giro oggi, così ci scrive una nostra ascoltatrice. Ciao Sammy, ti segnalo questo evento da comunicare. Wow, da comunicare, aspetta un po', cos'è? Migranti, problema o risorsa? Non potevi scegliere il speaker preferito, insomma. Allora, questo venerdì 10 gennaio, ore 21, presso lo Sporting di Milano 3, introduce Mattia Spino, presidente di Prospettiva Basilio. Intervengono Lorenzo Pacini, assessore Municipio 1, Comune di Milano, Partito Democratico, Giambattista Parigi, presidente CICOPS, Università degli Studi di Pavia, ma c'è anche Luca Toccalini, deputato della Repubblica Italiana, Lega per Salvini Premier. Conducono Benedetta Cirillo e Alessandro Moneta. Conclude un tale, non so se lo conoscete, si chiama Roberto Formigoni. Interessante. Questo venerdì 10 gennaio, ore 21 a Milano, presso lo Sporting Milano 3. Sala, lo scambierei con l'altra sala, sine die. Scherza il nostro amico Enzo, vero che scherzi. Ciao, molte volte non sono d'accordo con la signora Fiamma, no, non c'è dubbio, Fiamma Nierestein, abbiamo ritrasmesso la sua intervista prima, non c'è dubbio che Israele combatte l'Islam anche per noi, è un'isola di democrazia occidentale dentro un mondo contrario, pertanto devo essere per la mia sopravvivenza d'accordo con gli israeliani. È vero, non possiamo dire di no. Sta facendo un lavoro sporco che bisognava fare, ma non stiamo esagerando.
che quelli poi si incazzano per tutto il resto di questo mondo, della vita di questo mondo, e siamo condannati a subire attentati per miliardi di anni ancora. Sammy, se diamo retta all'ascoltatore che i figli bisogna mantenerli, ma se già nessuno fa più i figli con la sua politica, sarebbe ancora peggio. È interessante questo discorso sui figli, quanto l'aiuto arriva da parte dello Stato e se viene pure tassato. Buongiorno, un bel po' di anni fa noi donne, quando volevamo aumentare la famiglia, noi mamme dovevamo stare a casa perché non c'erano asili nido e anche più asili, perché dovevamo fare i versamenti volontari per la pensione. Però l'allora ministro Amato ci ha tolto la pensione minima e poi mai più ripristinata, visto che siamo state, qui devo un po' inventare perché il WhatsApp non è completo, schiave dei versamenti. Adesso spero che darci l'elemosina dovrebbero ripristinare la pensione minima, perciò non date la colpa a questo governo, ma ai governi di sinistra italiani. Pensateci, mi scuso, ma molte volte arrivano WhatsApp incompleti. Sono d'accordo con l'ultimo radioascoltatore, se fai 4 figli mica li devo mantenere io. Buongiorno signor Semmi, buon anno a te e a tutti gli ascoltatori con tanto bene e mi raccomando anche qualche bonifico per Radio Libertà, lo dico per chi magari si è dimenticato, c'è questa bellissima idea che ha avuto il nostro Sammy Varin, non so se lo conoscete, un giornalista che fa radio da quando era bambino fino agli anni 70 e fa questo appello Sammy Varin dicendo: se ascoltate questa radio perché siamo diversi, perché siamo curiosi, perché vi stiliamo il dubbio, aiutatela con un bonifico da 5 euro. Sto Sammy Varin è un tipo un po' strano, rompe le palle da settimane su questo argomento per fare una sorpresa ai nostri amministratori che si ritroveranno, speriamo, decine, centinaia di piccoli versamenti da 5 euro o magari sono anche da 10 o da 50 euro, ma lui non sa niente perché l'idea è stata soltanto mia, nessun altro fa questo appello. Che deficiente sto Sammy Varin. Fatto sta, se mi volete dare retta, andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati e poi ci fate un versamento con la carta di credito anche di sole 5 euro. Se invece preferite andare alla posta, volete il contatto umano con i figli del barcone, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37 67 1294, lo ripeto 37 67 1294 e lo intestate a Radio Libertà Milano. Ci scrivete la cifra, bastano 5 euro e fate uno scherzone al Sammy Varinone, che non so se ci sta ascoltando, ma sicuramente sarà sorpreso anche lui. Chiusa la parentesi. Buongiorno signor Sammy, buon anno a te e a tutti gli ascoltatori con tanto bene. L'ho già detto, sì. Il problema è che nessuno ha il coraggio di dire che il 1979 un paese coi suoi problemi è diventata Repubblica Islamica, perché l'Islam è incompatibile con quello che noi nati negli anni 60, nati prima, abbiamo visto da piccoli. Si chiama input, incompatibile, seconda generazione. Le terze vedono i loro padri che fanno le pulizie o fanno la pizza. Da lì nasce da anni una contraddizione che esplode e la mentalità di sinistra ha favorito le donne che fanno figli, che stanno a casa. È incredibile. Buongiorno, credo che dobbiamo regolamentare queste violenze. Se non hanno un lavoro si devono rimpatriare. Saluti cari da Pina. Ma se hanno la cittadinanza italiana, che facciamo? Secondo Forza Italia questi dovrebbero essere tutti con cittadinanza italiana, perché qualche anno di studi e che cacchio l'avranno pure fatto. Dite la vostra 340 6709 659, mentre io vi porto per un attimo sul quotidiano La Verità, che è il vostro quotidiano di riferimento, lo so bene, perché a pagina 11 anche La Verità ne parla. Sala tace sulle molestie di Capodanno, ma ve l'ho detto, questione ormai di minuti, secondo me aspetta mezzogiorno, che è un momento importante. A mezzogiorno il sindaco di Milano secondo me parla. Sala tace sulle molestie di Capodanno, eppure garantiva piazza più sicura. Si muove la procura dopo le denunce della turista belga, accerchiate e palpeggiate da
30 o 40 uomini. Polemica sul comune. Il sindaco aveva assicurato che senza concerto ci sarebbero stati più controlli. E ricordiamolo, il questore si ritiene soddisfatto per come ha gestito la serata del 31. Vaglielo a dire alle ragazze del Belgio. Voglio cambiare argomento prima di andarmene, perché sto per andarmene, chiaramente non pensate che sto qua tutto il giorno, a un certo punto è il terzo mandato, altro argomento potente. Quest'oggi sulla Stampa l'intervista a Gianmarco Centinaio, che la dice giusta: da Fratelli d'Italia mettono il veto solo perché vogliono il Veneto, diciamocelo chiaramente, è assolutamente così, ma sul quotidiano Il Corriere c'è anche il Doge, c'è anche l'intervista proprio a lui, al capo della regione Veneto. Fratelli d'Italia pressa per il Veneto? Spostare le pedine è un gioco rischioso. Zaia, scelgano i cittadini da chi farsi governare. Qualche minuto con l'intervista c'è quest'oggi con Paola Di Caro a pagina 11 del quotidiano Il Corriere. Cominciamo dal presente. L'autonomia, 1000 ostacoli si frappongono, bocciatura della consulta, possibile referendum, dubbi in maggioranza, ma lei insiste. Dice Luca Zaia, le cito il mio ultimo libro Autonomia, la rivoluzione necessaria. Si chiude così: l'autonomia o si fa per scelta o si dovrà fare per necessità. Dobbiamo smetterla in Italia di avere paura delle riforme, di ogni tipo. La realtà va affrontata o ti arriva addosso. Che intende? Su certi temi vengono affrontati, se certi temi vengono affrontati tardi o male, non si fa il bene del paese. Se una situazione si aggrava, si è costretti a fare le riforme in fretta. Pensiamo alla Grecia, che ha vissuto la Troica. Anche se non è il nostro caso, dà l'esempio di cosa voglia dire subire un processo di riforma invece di governarlo. Però è facile chiedere autonomia per il Veneto, dice il Corriere, risponde Zaia. È innegabile che ci siano due Italie e disuguaglianze, però sono legate come gemelli siamesi. Se muore uno, muore anche l'altro. Per stare bene, però, non si deve abbassare l'asticella di chi sta meglio, ma alzare quella di chi sta peggio. Lo dico soprattutto a proposito della sanità. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno e questo comparto è già quasi totalmente regionale. Non solo, in una regione come la mia la spesa per il 97% pubblica, ma bisogna sapersi organizzare. Dal sud dicono che il nord ruba risorse per la sanità, risponde Luca Zaia. Niente di più falso. Noi abbiamo risolto a costo zero una serie di emergenza. Sui cancri al seno abbiamo concentrato le risorse in specifiche unità senologiche ultra specializzate, allungando le aspettative di vita dei pazienti. Siamo intervenuti controllando i tempi di ricovero, che non possono essere di 5 giorni se risolvibili in day surgery. Sono stati chiusi ospedali inattivi e potenziati altri, facendo assunzioni, incentivando la robotica d'eccellenza. Però secondo la rivista Lancet, con l'autonomia la sanità andrebbe in rovina, risponde Luca Zaia, ricerca fatta da scienziati non italiani che non ci dicono come funzionano le cose nei loro paesi, dalla Germania alla Spagna. Per le liste d'attesa bisogna muoversi con capacità. Io dal 2010 avevo liste lunghissime, dopo il Covid era piena emergenza. Ora in Veneto le prestazioni con prescrizioni a 10 giorni sono erogate in tempo reale e abbiamo ridotto in 1 anno e mezzo dell'87% le liste a 30 giorni e del 77% le liste a 60. Il 40% di chi viene in Veneto lo fa da regioni contigue, il rimanente dal sud. Ci guadagniamo con la migrazione sanitaria? No, perché sono tutti interventi di grandissima eccellenza e ad alti costi anche per noi, a partire dai trapianti. Il ministro Schillaci annuncia un centro di controllo unico per tutti i pazienti. Noi un controllo di gestione sulle liste d'attesa lo utilizziamo dal 2020. Abbiamo usato, contrariamente ad altre regioni, ogni euro dei 47 milioni di finanziamenti statali per l'abbattimento. Ben venga un centro unico, si vedrà chi spende e chi no, ma sembra che le regioni commissariate dallo Stato, Molise e Calabria, abbiano molti più problemi delle altre.
Lei si appassiona, ma tra poco potrebbe essere costretto a cambiare lavoro, chiede il Corriere a Luca Zaia. Quando e se avverrà, dice lui, ci penserò, non un giorno prima, non è nel mio stile sprecare tempo in dibattiti e congetture. Ricordo che a differenza di altri, i veneti mi hanno dato la responsabilità di governo della mia regione e 10 mesi possono essere un'era geologica in politica. Vorrebbe continuare? A tempo debito scioglierò le mie riserve e le curiosità. Fratelli d'Italia rivendica il Veneto. Non spreco 10 mesi a fare dibattiti politici. Capisco tutte le aspirazioni, ma avverto anche che a volte cambiare solo per cambiare non assicura il consenso. Ripeto, la gente dovrebbe poter decidere a chi dare fiducia. È vero che la Lega potrà correre in solitaria? Sono tutte ipotesi, dice Luca Zaia. Vediamo che succederà in 10 mesi. Spostare pedine non è un gioco a rischio zero. Scelgano i cittadini da chi farsi governare. C'è chi torna a casa dopo un solo mandato. Che pensa di Todde? Non conosco il caso specifico. Ogni legge va rispettata fino in fondo. Aspettiamo la magistratura. Certo, fosse successo a un presidente di centrodestra, già immagino cosa avrebbe detto il Movimento 5 Stelle. Così Luca Zaia sul terzo mandato e non solo, intervistato sul quotidiano Il Corriere a pagina 11. E così la voce di Sammy Varin se ne va, proprio nel senso che non c'ho più voce, ho parlato abbastanza. Ha parlato Sala? Cazzo, non ho ancora parlato. E cosa faccio? Chiudo la trasmissione lo stesso? Chiudo, ma non è che adesso parla appena saluto, Non ha parlato. E allora Sammy Varin vi saluta caramente. Grazie a Francesco in regia. Io torno domani, ore 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.